Buonasera cari amici, benvenuti anche oggi a una live flash serale del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo un po', praticamente un excursus, un collegamento che si collega chiaramente a una live flash che ho fatto stamattina parlando della carta e dei tempi che arriveranno. Voglio rispondere prima di tutto alla nostra cara amicizia che ci segue sempre, che in fondo è una sostenitrice anche del legame Maledetto Veneziano, che chiede se è buono comprare dei generatori. In ogni caso sì, chiaramente dei generatori che abbiano una certa consistenza, perché ci sono generatori di bassa qualità che chiaramente per i tempi che arriveranno, soprattutto se c'è gente che ha stufa il pellets che ha bisogno di corrente. Allora l'ideale è comprare un generatore diesel, no? Fare una spesa importante, ma almeno si ha la sicurezza che quando molto probabilmente staccheranno la corrente, noi sapremo come in un certo senso alimentare alcuni strumenti di casa in modo sicuro. Bene, saluto Maria Gesualdo e Daniela. Buonasera a tutti, grazie di seguire Marietto. Poi voglio ricordare ormai come un mantra l'ebook nuovo da 50 euro che potete comprare nel sito capitano.altavista.org, il nuovo ebook sull'abbondanza, e vorrei ribadire per chi non ha mai visto alcuni aiuti vibrazionali che si possono utilizzare in questo periodo di, come si dice, di tempesta, la tempesta perfetta, no? E vorrei utilizzare 4 circuiti, vorrei proporvi 4 circuiti gratuiti che questi si possono scaricare nel sito capitano.altavista.org o nei gruppi di Face dove magari alcuni si sostengono, tipo Laura Ciofini e Paola Chirilli, che sono due grandissime divulgatrici, e tanti altri che ci fanno praticamente pubblicare nei loro gruppi. Il primo circuito radionico è praticamente un'evoluzione di un circuito creato da Giorgio Picchi sul coraggio, vedete? Questo circuito è un circuito di cui il Marietto ha fatto delle pillole, perché nel canale YouTube del nostro Marietto ci sono delle pillole in cui spiego come utilizzare questo circuito che dà il coraggio, no? In questo periodo abbiamo bisogno di coraggio in abbondanza. Quindi, per chi è la prima volta che vede questo video, il Marietto consiglia questo circuito in cui si mette sopra il testimone e lo si lascia per tutto il periodo in cui bisogna avere coraggio. Chiaramente questa è un'idea che per chi non sa usare la radionica basta che va nel canale YouTube del Marietto Veneziano e cerca la pillola di radiestesia basic in cui do delle dritte, ci sono 50-60 pillole riguardanti solo l'utilizzo del pendolino e dei circuiti radionici. Quindi questo è uno dei primi circuiti creato da Giorgio Picchi e poi potenziato dal vostro Marietto Veneziano. Diciamo che la base del Giorgio Picchi, ma il resto, l'evoluzione è del Marietto Veneziano. Un altro circuito molto importante che ormai il vostro Marietto sapete che mette sempre in pista è la croce cosmica. Qui potete mettere la vostra foto e lasciarlo tutto il tempo, oppure stamparlo, come vedete nelle nostre pillole ogni tanto, se guardate la parete, è appeso al muro, no? E fa da protezione all'ambiente domestico, toglie le memorie negative dalla casa. È un aiuto, insomma, no? Questo è molto potente. Poi è chiaro che questi sono degli aiuti semplici, no? Che uno con pochi euro si fa stampare o stampa lui a casa. Un altro circuito molto importante è questo qua. Questo circuito è un circuito semplice che ha ideato il Degard e ho poi sviluppato io, in cui c'è l'OM con tutte le forze planetarie che rinforzano l'OM. Certamente l'OM non ha bisogno delle forze planetarie, però in questo caso qui diciamo che tutto viene armonizzato, cioè ci sono le forze planetarie, vedete intorno, e l'OM che vibra. Quindi anche qui si mette il testimone. Poi chiaramente andate nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, ci sono tutte le pillole che voi volete per imparare a utilizzare. E questo è un po' per la situazione che sta arrivando, no?
Però anche se non viene niente di male, si spera sempre che non viene niente di male, ciao Tiziana, grazie di esserti unito nel canale Marietto Anziano. Il vostro Marietto vi consiglia anche il circuito radionico induttore magnetico. Questo circuito è importante per il semplice fatto che rinforza il campo magnetico delle persone. Questo è sempre gratuito, si trova o nel diario del Marietto veneziano o nei vari canali, gruppi anche di Legare Marietto Veneziano, social, o nel sito capitano.altavista.org ed è gratuito, funziona anche se uno non ci crede. Beh, bisogna guardare la pillolina del vostro Marietto. Allora, questi sono i circuiti base, no? Per questi periodi, se uno magari è un pochettino pensieroso, depresso, ecco, questi sono dei circuiti che danno già una piccola mano, una piccola spinta. Certo non fanno miracoli, no? Però insomma blindano un po' il corpo eterico astrale della persona, no? Danno una certa sicurezza ed è bello poterli avere in casa sempre per un aiuto. Poi guardiamo un po' i libri, no? Perché ci sono state delle persone che mi hanno chiesto che libri mi consigli di avere in casa, tu che parli sempre di Kabbalah, tu di qua, tu di là. Allora, stamattina, ma anche nelle altre live, il vostro Marietto Veneziano ha parlato di un libro che praticamente deve essere nella biblioteca di ogni persona che segue il Marietto. No. Cioè, se no, non guardate, sto scherzando. No, il fatto che è un libro molto importante, scritto da un grandissimo divulgatore kabbalista, no? Che si chiama Michael Lightman, ed è questo qua. Diciamo che è il libro basic delle persone che vogliono cominciare i segreti del libro eterno. Questo libro ha proprio dentro delle luminescenze vibrazionali potentissime e segue e spiega l'evolversi filosofico ma anche reale dell'anima, no? Spiega come e perché il Pentateuco è importante. Questo qui è un libro importantissimo, vi do un consiglio. Mettete una vostra foto in mezzo a queste pagine, le pagine che vi ha colpito di più, prendete una foto vostra e ai vostri familiari, mettetela dentro e vi farà da scudo, da protezione per questi periodi che stanno per arrivare. Lo ripeto, questo è un libro di 22 euro, lo si trova nelle migliori librerie, ma anche nel sito di Michael Lang. No? È proprio scritto in modo semplice, in modo abbordabile per tutti, ed è praticamente il Messia interno. In altre parole, per i kabbalisti il Messia è dentro, per alcune categorie misteriche di Messia, cioè dei kabbalisti, il Messia è dentro. Poi un altro libro importantissimo è di Liber Wolf, no? Che come personaggio divulgatore è anche lui un peso massimo, ma diciamo che, come si suol dire, non è certamente a livello di Michael Lyman, però anche lui fa la sua bella figura nel panorama cabalistico. Questo libro costa 20 euro e ci sono delle bellissime spiegazioni di, come si suol dire, di ritualistica, cioè scusate, di meditazione in cui anche il vostro Marietto le ha riprese e le ha divulgate, no? Quindi anche questo libro non dovrebbe mancare nella biblioteca dell'esoterista. Chiaro che poi c'è i libri di Crivelli, ma questi diciamo che sono libri abbordabili un po' sia per tutte le tasche sia per tutte le menti, no? Cabalistiche, chiaramente. E questo è quanto una persona che vuole avvicinarsi alla Kabbalah, alle conoscenze esoteriche, dovrebbe fare una protezione e praticamente incominciare da questi libri. Poi ce ne sono altri, ma diciamo che già uno che ha questi 2 libri in casa è già a metà strada dell'opera per iniziare i primi gradini kabbalistici. Saluto anche Scudo Energo, grazie Scudo. Quindi vi ricordo questi, come si dice, questi circuiti, no? Questo per il campo magnetico che vi dà forza, se siete un po' depressi, un po' di morale, se avete delle attività, vedete che in questo momento purtroppo durissimo per tutti, magari vi sentite delle vittime, e lo credo, no? Ecco, questo è per rinforzare il campo magnetico, questo, non so se è giusto, è per rinforzare anche il campo magnetico, ma non solo, per dare proprio delle energie benefiche in casa. Questa è la classica croce cosmica che dovete obbligatoriamente appendere in qualche parete in casa per togliere le energie congeste e negative, e questo è un circuito per dare coraggio un po' a tutti, anche il coraggio di avere
per vedere le pillole del vostro maledetto veneziano. Ci vuole un coraggio da leone e il vostro maledetto veneziano vi dà l'antivirus per seguirmi, no? Con questo qui neanche il Covid vi farà più paura. Poi vi ricordo che stamattina ho fatto una pillola un pochettino così burlona, un pochettino, non dico che prendevo in giro le persone, ma voglio dire, un pochettino ho presentato sulla carta igienica, perché volevo introdurre appunto il discorso di questo contabile, ma più che contabile è una persona che aiuta a far pagare le tasse a livello italiano, cioè proprio un pezzo da 90, che appunto si è lasciato scappare perché era molto triste, era molto giù di morale. Insomma, da lui vanno personaggi che hanno multinazionali e ha descritto una situazione che sta per arrivare veramente pesante, no? Pesante. Io allora ho fatto una pillola che parlava della carta igienica, che però fondamentalmente è vero, in questi periodi che arriveranno è meglio prendere carta igienica in casa. Ma era per metterla giù in modo un po' burlona, no? Per far capire che bisogna in un certo senso cercare di incominciare a far scorte alimentari di qualsiasi tipo, l'importante è che resistano, perché hanno già deciso, secondo questo economista, questo commercialista, ecco la parola giusta, commercialista, che il futuro lockdown sarà una bastonata che piegherà in due capite, l'Italia, perché secondo lui, cioè secondo Marietto che lo diceva 5 anni fa, non conta, però secondo lui è un commercialista, e io ripeto quello che dice lui perché ambasciatore non porta pena, secondo lui vogliono portare l'Italia a essere peggio della Grecia. Dal mio punto di vista non ce la faranno, perché i nostri servizi segreti, l'ho sempre detto, non insegna niente a nessuno. Però è chiaro che l'intento è questo. Quindi chi può, chi abita in una casa da solo, chi ha la possibilità di far scorte e via dicendo, il vostro maledetto, a parte di stampare il circuito, comprare le book da 50 euro, che è abbordabilissimo per tutte le tasche, il vostro maledetto vi consiglia, il ciondolino a 150 euro chiaramente, perché ha delle forze importanti, ma questo è chiaro per i cabalisti. Per chi invece non può permetterselo, oppure ha altri impegni, no, di visione, il vostro maledetto vi consiglia di fare scorta di tutti gli alimentari di lunga durata, perché se sentivate questo commercialista che è un pezzo da 90 nella regione, e quindi da lui vanno praticamente tutti quelli che contano, insomma la situazione è veramente pesante, no? E quindi lasciate stare il genese, lasciate stare le paroline sante che moltiplico pani e pesci, e cominciate a far scorta di tutto quello che riuscite. Per i cabalisti, lo ripeto, questi due libri invece devono essere un must, devono essere un must, ricordatevi di averli, di leggerli, ma in teoria basterebbe anche, se non avete voglia di leggerli, almeno in questo, li mettete dentro la vostra fotografia, e già le luminescenze vibrazionali di questo libro vi aiuteranno, perché è un libro veramente profondo, scritto in modo semplice, che è abbordabile per tutti, no? Questo qua costa 22 euro. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto, volevo rispondere anche a altre amicizie che mi hanno fatto delle domande, ad esempio sulle energie, no? Sulle energie mi hanno chiesto, perché io parlo sempre di questa pulizia vibrazionale da 100 euro delle case, ma non solo anche delle case, perché nelle case ci sono memorie energetiche, ma anche della famiglia, cioè quando si fa una pulizia energetica si tocca la famiglia, gli antenati, no? Perché ci sono praticamente dei collegamenti fra antenati. Come ho spiegato in altre pillole, ci sono leggi di guerra, no? Che magari uno non lo sa nemmeno, ma era collegato a un antenato che a livello vibrazionale era stato una persona un po' birichina, e allora ci sono delle catene karmiche che uno non conosce, allora con la radionica, quando si fa la pulizia, si pulisce tutto. Ma questo è una cosa che sanno alcuni radiestesisti, non tutti, perché vedo gente che alzo 24.000 bovis alle persone, venite, lasciate stare. L'importante è avere il bovis karmico, sia del corpo che dell'anima, e cercare di riuscirlo a mantenere. Se si va su 100 bovis nella vita, in una vita intera, è già un miracolo. Io ho visto gente nata con 14.000 bovis,
no? Cioè praticamente aveva in banca a livello eterico, vibrazionale, quella persona avrebbe potuto camminare sull'acqua, se si vuol dire, no? Però ha scelto una vita materiale, ha scelto una vita, capite, si è sposato il tipo col borsellino come si vuol dire, a ventaglio, ma non ha guardato lo spirito, ha guardato la materia. Per non farlo scappare ha fatto figli a catenelle e da 14.000 bovis è passato ai 2.500 bovis. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che al posto di mettere in 14.100, quella signora lì purtroppo un giorno avrà un brutto risveglio, quando capirà che il mulino bianco non regala bovis, ma bisogna guadagnarsene sul campo. Quindi, capite, quando sentite quelle che dicono fai questo sistema che ti alzi il bovis, lasciate stare, no? Questo non è il periodo per alzare il bovis, ma è questo il periodo per i bovis che si hanno di riuscire a mantenerli sani con questi circuiti, no? Questo circuito fa il suo dovere e lo potete trovare gratuitamente. Quindi ritornando alle pulizie, le pulizie sono importanti, aiutano a tagliare legami di qualsiasi genere. Chiaro che quando viene attuata la pulizia c'è un mantenimento, anche se uno vuole, però una pulizia dopo teoricamente 6 mesi, in un certo momento non è che scade, ma in fondo le spurie di tutti i giorni, e lo ripeto sempre, basta andare a fare la spesa e toccare un carrello che magari prima è stato toccato da una persona un attimino infestata e anche senza che voi lo vogliate in un certo senso vi infestate. Quindi è chiaro che bisogna sempre tenere sotto controllo il proprio campo aurico e di conseguenza poi tutto, no? Perché se uno va al supermercato e viene infestato, va a casa, infesta tutti gli altri. Per questo che si fanno le pulizie radioniche familiari, compreso la casa, la macchina, i conti correnti, tutto quello che si può, no? E costa solo 100 euro. Poi vi ricordo il ciondolotto che sono arrivati per quelle persone, io ho clienti che hanno aspettato 3 mesi, hanno pagato in anticipo 3 mesi, li avevo avvisati di 2 mesi, no? Io non sapevo che praticamente in Russia la situazione fosse così terribile e ci hanno messo 3 mesi, se fossi andato a prenderli a piedi molto probabilmente sarei riuscito ad averli prima. E ringrazio per la fiducia che ci avete dato, lavoreremo bene, stiamo lavorando bene per rinforzare questi circuiti, questi ciondoli, metterli più potenza che si può, proprio perché anche per premiare quelli che hanno avuto fiducia in noi, no? E poi chiaro, vi ho già detto che questi ciondoli non sono solamente lì dentro le protezioni, ma le mettiamo in un altro posto e questo possiamo ringraziare Google e tutti quei signori che ci prendono i dati senza troppo urlare, no? Quindi anche noi usiamo i loro sistemi, grazie in un certo senso, andando, no, con loro, no? E quindi ci proteggiamo anche noi. Bene, cari amici, io ho detto questo, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo, perché ci sono molte persone che mi dicono ma quale libro è? Fammelo vedere. È questo qua, Il segreto del libro eterno, costa 22 euro ed è uno dei migliori e forse diciamo il più tosto e più semplice libro abbordabile per tutti. Chiaramente questo non è un libro per tutti, è un libro per cabalisti o per gente che sente un richiamo cabalistico, anche simpatizzanti, no? Perché non è detto che... Però voi quando lo leggerete capirete che questo libro è solo alla fine per cabalisti. Uno che non è cabalista, un libro così non potrebbe neanche mai tenerlo in mano. Non ci sono santi che tengono qui dentro. Voi che lo comprerete, leggerete cos'è il Pentateuco e chi era Abramo, chi era Mosè e tutto quanto. Bene, io ho finito, vi ringrazio di avermi seguito. La batteria del portatile tiene, finché tiene la batteria del portatile, il marietto c'è. Vi ricordo domani sera 21:30 il Legata live per le Sibille. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.